Abbiamo realizzato ad oggi quasi 40 corsi in varie parti d'Italia, portandoci vicino ad un territorio a contatto diretto con le storie, la memoria collettiva, le tracce sedimentate, l'ambiente, il paesaggio, i vari temi che un territorio offre. L'educazione ambientale, la didattica attiva, il contatto diretto con il territorio sono occasioni di apprendimento decisamente di una qualità e di un livello molto superiore. Ma perché? Solo per andare a salire dislivelli, dar calci ai sassi, sudare su 1000 metri e più? Vuol dire acquisire una conoscenza il più approfondita di questa grande bellezza per poterla poi in qualche maniera tutelare. L'ambiente è patrimonio di tutti, perché tutti possono conservarlo, mantenerlo, migliorarlo e soprattutto lasciarlo in eredità nelle migliori condizioni possibili.